Ciao imbrottiti, oggi siamo a Due Carrari in provincia di Padova e ho scoperto un posto che promuove le antiche tradizioni di mare venete con gusti assolutamente tradizionali. Andiamo a vedere di cosa si tratta. Siamo qui nel ristorante di Aldo e Luisa che da 40 anni sono i due veneziani, i importati a Padova, hanno deciso di prendere esclusivamente pesce del nord Adriatico, nostrano, soprattutto al mercato de Ciosa, fa ricette, tutte ricette venete di mare, fanno delle cose pazzesche, andiamo a vederle. Questo è uno sgombro nostrano. Che si differenzia dallo sgombro atlantico, francese o spagnolo per la delicatezza delle carni e naturalmente la freschezza. Il proverbio dei nostri belgi diceva pesce alle gresse, perché il pesce mette allegria. Ma perché mette allegria? Perché mette di buon umore, ci fa stare bene, stiamo tutti bene, che mi voglia di fare l'amore, che mi voglia di fare tante robe. E mujer dice no, perché se anni che mi ho chiuso bottega, però gli altri funziona. Questa è la famosa sarda e saor. È saor perché questo ha un'origine antica. Saor veniva preparata ai pescatori, ai naviganti che stava via giorni in mare. Io metteva sotto cipolla. Allora c'è la sarda fritta in modo molto leggero, eccola qua, questa è la sarda, che poi dopo viene disposta in una pirofila e coperta di cipolla. Questo è un piatto straordinario. Sardei sono caposaldo della cucina marinara veneta. Questa è la lice, pesca, pioggia, tutto alto Adriatico, acqua, limone e aceto, sta a riposare un paio d'ore, si asciuga e si mette via sott'olio. Solo in questo periodo qua, periodo di metà luglio fino a metà agosto, che sei seppulline del porto. A Seppa e a Mama e a Seppa viene dal mare, fa i vicinini in laguna, in acque calme, poi dopo riprende il mare. E alla finché che esiste seppulline piccole, i pescatori e tira su. Spettacolo. Si impiazza al posto del foro donne e mette giù. Allora, per bel pesce bisogna andare che trio a stagione. Allora, e mangiare quello che mangia i pescatori. A fidarsi a spesa del giorno. È una pasta, è una sorpresa per i nostri clienti. Ti fa una pasta, la spadelli, 2 spaghettini d'obigui e ti fai la spaghetto con la sardella salata. Quindi sei i bigui in salsa? In salsa. Questa è la salsa. Mamma, questa è la famosa salsa. Dimmi gli ingredienti. Allora, gli ingredienti qua, sarda salata, trito di cipolla, olio extravergine, sale e pepe quanto basta. Per chi vuole fare il pesce a casa, niente cotture prolungate, cotture semplici, cotture naturali e pochi ingredienti. Il famoso peocio, da Scarlo Bari, con una salsina di verdurine fresche. Dice che le più buone verdure del mondo sono quelle dell'estuario veneziano. Parliamo di Vignole, di Sant'Erasmo, perché risentono dell'influsso della salsedine del mare. Accompagniamo il pesce con le verdure dell'estuario. Con un po' di peoce e vongole, ho fatto un battutino, tanto per dargli una colorazione. Adesso il domatore affronta i leoni. Come a frusta. Miriam, poi a frusta. Questo qua è un astice nostrano, un astice blu. E si differenzia perché quando che te lo compri, che è vivo, proprio i colori sui naturali della carcassa è blu. Scaldi e ti servi così. Questo è un po' più grande, fermo ai ferri, alla griglia. Queste e fermo saltare in padella con aglio, prezzemolo e pomodorino. E queste va fritte. Il nero del seppio lo dovete tirare fuori? Il nero del seppio levo via da qua, che va a lavare una a una, cavo via la sua borsetta e fa il suo sughetto col suo sacchettino nero. E queste dopo non le va messe? Queste va fatte o così qua poentina. Qua poenta? Mamma che buona! Costorada, d'inverno fermo a cucchiaio. E capesante nostrane. Mamma che buone! Che ne sai quei francesi così grande. Beverasse o biberasse. Che vuol dire? Ed è una vongola delle nostre spiagge. Queste le trovi proprio nel mare. Vai.
Mamma che profumo da sarda che è. Un po' di Sardea. Di Sardei, sai. Questa è una specialità proprio veneta. Bigoli in salsa. E sala freschin con cipolla. E tu presente come mangiare un po' quando te sbassi mudando di una. Sarda in soia. Prende il sushi che riconversa tutto con salsa di soia per togliere che sapore da freschino. Ecco qua, sì ora. Ho messo fame, Il pesce nasce in l'acqua e muore in vino. Perché? Se provi a negare il pesce in l'acqua, se nega mia, invece sul vino, dice che se nega. È una prova, se nega mia sull'acqua.